Rovigo Nuoto a Rosolina Mare, siamo al villaggio Tizè, due discipline importanti, nuoto sincronizzato da una parte e pallanuoto. Innanzitutto cos'è, una vacanza premio oppure è giusto fare questi allenamenti anche fuori dalla piscina di Rovigo? È un ritiro prestagione, noi iniziamo a settembre con le attività e la pallanuoto è uno sport di squadra in cui è fondamentale giocare di squadra e quindi conoscerci. La vacanza, ok, serve appunto per unire un po' il gruppo. È seguito come sport a Rovigo? Potrebbe fare di meglio, è poco seguito, non è ancora uno sport in cui riempiamo la piscina di tifosi. Sicuramente abbiamo un buon seguito, certo, perché abbiamo tanti ragazzi impegnati in varie squadre, si può fare di meglio. Ecco. E che categorie ci sono oggi qua? Allora, oggi che sono venuti via questa settimana qua ci sono gli under 16 e alcuni acquagol, quindi le categorie più piccoline. Ma poi a Rovigo avete anche gli adulti che fanno campionati importanti o solo amatoriale? Noi abbiamo la prima squadra che abbiamo affrontato un campionato di Serie D in questa stagione qua e l'Under 20, sempre federale, quindi è un interregionale. Allora, è uno sport, come hai premesso tu, leggermente poco seguito, però lo consiglieresti per cosa? Lo consiglierei perché è un po' l'equivalente del calcio in acqua, quindi è uno sport in cui si ha un contatto fisico e si ha l'emozione di segnare una rete. L'abbiamo trovata nel 2021, qua sempre al Tizè, ci fa piacere ritrovare questa squadra di nuoto sincronizzato. Oggi siamo con Oksana che è appunto la istruttrice, è una giovanissima come ti chiami? Mi chiamo Beatrice Padoan. Allora, il problema di chi fa nuoto per le donne è la capigliatura, problema che io non ho. Allora, una squadra importante, un nuoto sincronizzato che tra l'altro ha avuto anche dei successi a livello Olimpiade. Voi state seguendo un po' le orme, visto che tra l'altro delle farfalle c'era anche una componente di Rovigo. Che risultati state avendo come Rodigium? Allora, l'anno scorso abbiamo partecipato a varie gare. Allora, noi siamo tesserate come WISP, ma partecipiamo a varie gare come propaganda, anche gare open dove sono presenti tante società, FIN ed altre. E abbiamo avuto buoni risultati, siamo contenti, vero? Sì. Perché l'anno scorso per esempio avevamo una gara di improvvisazione che due nostre atlete sono arrivate su 41 prime e quindi diciamo sì, siamo in buona classifica, ecco. E quindi chiediamo a Beatrice, innanzitutto perché hai scelto questa disciplina, cosa ti dà più di altre discipline? Allora, non so perché l'ho scelta, mi ricordo che quando ero piccola ho chiesto a mia mamma di provare e da lì mi sono appassionata, diciamo. E lo pratico da ormai 7 anni e credo che per ora non voglio mollare perché comunque mi trovo bene con la compagnia e anche con l'allenatrice e mi trovo bene qua. Mi fa stare bene, diciamo. Allora, io lo chiedo sempre a chi fa atletica, il sogno nel cassetto, però me lo devi dire onestamente, un sogno grande, vuoi fare le Olimpiadi, vuoi raggiungere, cioè senza aver paura di peccare di immodestia. Vorrei raggiungere il livello più alto, però ovviamente si fa tutto con calma, cioè, e ora gareggio a livello interregionale. Sì, regionale, interregionale, sì, e anche ovviamente, a livello nazionale, sì, abbiamo fatto anche le gare nazionali. Sì. E di sicuro vorrei raggiungere un livello più alto, però diciamo che ora si va un po' più con calma, si fa tutto con calma. Vi ringrazio Oksana, ritrovata dopo 2 anni, ci ha fatto piacere. Allora, per non guffare non ti dico in bocca al lupo eccetera, però credici.